viene il padre di Carmela, il boss della zona, Don Ottavio Facciabella. Quanto si brutto. Vai. Ho sentito una voce. Vieni. Tutti tremavano davanti alla sua figura, grande, imponente, irraggiungibile, superba, eccelsa. Ma Don Ottavio non era mai solo. Sempre in compagnia del suo guardiaspalla più fidato, Pierino col pepistone, Pierino sette curtiella, mano affogata, morta appicciata, caffè macchiato. Buon caffè. No, basta, che c'è? No, questo dopo, scusi, che c'è? Maestro, grazie. Aveva tanti nomi il braccio destro del boss. Don Ottavio stava per parlare e quando parlava lui era legge. Questa situazione deve finire. No, scusa, questa situazione. E vabbè, è la stessa cosa. Comunque deve finire. Nel vicolo non si muove una foglia che io non la faccio muovere. E sono proprio io che decido se la foglia si muove o no. Perché se poi la foglia pure si vuole muovere, allora le cose poi in tal caso potrebbero cambiare. Perché la foglia dice vicino a me: ah, allora tu, ma perché tu allora non ne capite niente, chi comanda? Perché le cose in tal caso potrebbero pure cambiare. Ah, io sono gomast. È già. Don Ottavio, scusa, veramente non si è capito niente. E vabbè, l'ho detto io, qualche cosa vuole dire. Vabbè. Maria è la sorella. Lo so, Carmela. Mi è uscita Maria perché. Vabbè. Andiamo avanti. Carmela bionda. Andiamo avanti. Mia figlia. Andiamo avanti. Carmela bionda deve andare in sposa al figlio del fruttivendolo Enzino Sic. Nuovo pezzo, ma l'album come si chiama? La gente vuole sapere. L'album è sempre quello, questo è il secondo titolo. L'album porta per titolo Jessica, non parla in fama. Apri questo bottone, che sta pure giù. Sì, hanno capito, ma questo secondo pezzo, il secondo pezzo, il primo pezzo parlava di questa Jessica, e il secondo pezzo? Il secondo pezzo? Fare questo gesto? No, ma io sono sportivo, palleggio. I tuoi saluti, basta. Allora, la canzone si chiama Jessica. Perché mi fate il corno? Che voglio dedicare al grande Peppe che Walk da Casanrino. Ma che? Peppe, stai nel mio cuore, io ti voglio troppo. Grande, applausi per Ottavio. Ottavio, veramente sei stato straordinario. Io ti lascio veramente con un buon Natale. Io ti ringrazio. Speriamo di rivederci sicuramente con un'altra puntata per certamente, io l'ultimo dell'anno, sì. Io volevo essere qui a questa maratona per dare gli auguri a tutti voi, a tutti quelli che ci seguono, e non vi preoccupate che ci rivediamo molto presto. Si pensa al 31 di dicembre, un'altra maratona ci sarà. Ma certo, ma facciamo tutte maratone. Tutte maratone. Croce di Napoli. Anche qui. Vai via, signora. Signora, no, vi voglio capire questa cosa. La signora ha toccato la nota bassa di nostro Leonardo. Signora, questa è finta. No, poi ad avere, signora, signora. Che volete fare, signora? Oh, ancora. La signora ha detto no, spunta, che da spunta?